Buonasera cari telespettatori, grazie per aver scelto di restare con iReporter per te. Questa sera una tematica molto spinosa apre il nostro approfondimento e successivamente sappiate che andremo a toccare un'altra tematica, e cioè quella del territorio in festa, proprio per alleggerire, perché partiamo appunto da un qualcosa di veramente particolare. Allora, io do ufficialmente il benvenuto al signor Vito Monte, grazie di essere qui, grazie di metterci la faccia perché come vi dicevo, insomma, la tematica, scusate, è veramente particolare. Da piccolo imprenditore a vivere in auto. Questa è la storia del signor Vito, che magari qualcuno tra voi ha letto questa mattina sui giornali, sui quotidiani. Noi abbiamo la fortuna di riuscire a conoscerla dal vivo. Allora, dovete sapere che dal 24 novembre 2013 il signor Vito Monte vive nella sua autovettura. Mentre parliamo vi mostro qualche immagine per farvi vedere che non sto inventando nulla, e adesso ci racconta cortesemente il signor Vito la sua storia, sì, certo, che parte da lontano però. Sì. Diciamo che la mia storia inizia negli anni 70, quando sono arrivato qui a Padova e iniziai a lavorare prima come guardia giurata, iniziai nel 77, negli anni 70, e sono andato avanti fino nel 94 come ultimo istituto di Marghera, che poi non so cosa hanno chiuso per fallimento, e ancora adesso io avanzo 2 mesi di stipendio più la liquidazione. Che non guasterebbe riceverla proprio ora, giusto? Esatto. Questo nel 94. Finita questa mia attività di guardia giurata ho cambiato settore e sono andato a lavorare nel settore caffè. Ha voluto mettersi in proprio? No, quello è venuto dopo. Più tardi, sì, esatto. Nel 95 iniziai a lavorare presso un'azienda di Abano Terme che si occupa di vendita e distribuzione, sì, di caffè Lavazza, dove sono stato lì fino al 2004. Poi nel 2004 invece ho deciso di mettermi in proprio. Perché aveva imparato il mestiere, certo, ha detto sono fiducioso, io sono uno in gamba, uno sveglio, perché no? Mi sono fatto l'esperienza, ho capito come funziona questo mestiere e così ho deciso di mettermi in proprio sempre nello stesso settore della vendita di caffè a cialde per la Lavazza. E so che aveva assunto anche dei dipendenti, quindi esatto, le ha dato del lavoro. Esatto, e quindi io a settembre del 2004 apro questa azienda a Vigo d'Arzere in provincia di Padova e dopo qualche mese incominciai a assumere del personale per la distribuzione di questo caffè. Devo dire che i primi anni si lavorava anche bene e infatti nell'arco di 4 mesi di apertura di questa mia attività ho assunto altri 4 persone per allargare, diciamo così, certo, il giro distributivo, perché avevo sia la zona di Padova e provincia, Venezia, quindi Mestre, Marghera, eccetera, arrivavo fino al confine con Udine. Beh, quindi sembrava che la ruota girasse per il verso giusto. C'era un bel portafoglio clienti e si lavorava molto bene. Poi incominciai a sentire qualcosa nel 2008-2009, già la crisi incominciava a intaccare, però ho cercato di tener duro, magari evitare di fare spese inutili, eccetera, risparmiare sulla pubblicità, eccetera, e poi invece mi sono accorto che i primi mesi del 2010 proprio non ce la facevo più. Le banche non ti aiutano, perché quando tu vai in banca a chiedere un fido vogliono, se tu chiedi 20.000 euro di fido vogliono 100.000 euro di garanzia, e allora incominciai a lasciare a Purtroppo casa. Ne abbiamo già parlato tempo fa di questa abitudine delle banche che poi rivende quello che riesce a prenderti anche a doppio, sì, incominciai a lasciare prima uno, poi 2, finché li ho lasciati tutti a casa, e nel novembre del 2010 ho chiuso l'attività perché non volevo fallire. Vito, però c'è da dire, e a me piace sottolinearlo, che lei debiti con lo Stato o con i suoi dipendenti non ne ha. No, perché quando io ho ceduto l'attività ho pagato i miei fornitori, ho pagato i ragazzi che hanno lavorato con me, quel poco che mi era rimasto ho tirato avanti finché potevo tirare avanti. Poi quel poco mano a mano finiva, perché pagati l'affitto, pagati le bollette, vivi, mangia, eccetera, togli e non metti, capisci che poi tutto va a finire.
Nel frattempo, esatto, so che aveva una casa, era in affitto, nel frattempo, ha ricevuto purtroppo lo sfratto. Esatto, nel frattempo nel 2012 mi arriva lo sfratto esecutivo, allora io con lo sfratto esecutivo mi rivolgo ai servizi sociali del mio comune, che all'epoca era il comune di Legnaro, fatto la domanda dell'alloggio popolare, fatto tutto quello che dovevo fare, alla fine vedo che non mi danno neanche un punto, avevo punteggio 0. Perché lei non ha famiglia, non è coniugato, non ha figli né niente, quindi in poi, scala il punteggio è 0. E allora ho dovuto lasciare la casa. All'inizio, i primi mesi, sono stato ospite un po' qua, un po' là, tra amici e conoscenti, ma non era una cosa che poteva andare avanti a lungo. E così poi il 24 di novembre del 2013 incomincia questa mia esperienza di, diciamo così, di zingaro, e mi sono ritrovato in macchina. Però, signor Monte, so che una famiglia in particolare l'ha aiutata, certo, giusto? Certo. Per non parlare anche poi delle persone certo, che vengono certo. a darle un po' di supporto, certo. sia con magari un po' di soldi o una piccola spesa, questo è da rimarcare, perché la generosità della gente c'è sempre, è presente, sono un po' le istituzioni che latitano. Mi racconti anche di questa famiglia che l'ha aiutata? Allora, succede questo, io mi posiziono lì in questo parcheggio del supermercato e nel mese di dicembre una famiglia, la famiglia Minozzi Giuseppe, il quale io saluto con affetto, Minozzi Giuseppe e la vediamo moglie. Se dopo riusciamo, perché ho promesso di fare una piccola sorpresa, vediamo se riusciamo ad averli al telefono a loro insaputa per salutarli, chissà se ci riusciamo. Sì, questo sì. E così mi hanno chiamato una sera che era l'8 di dicembre, il quale mi dice che mi ha visto sui giornali e mi hanno offerto questa ospitalità a casa loro, in cambio gli davo una mano di assistenza a Minozzi Giuseppe. Sì, quindi vitto e alloggio in cambio dell'assistenza. Proprio mi hanno dato una casa vera e propria, una casa vera e propria con tutto, perché mi hanno dato tutto. Va bene, ma la cosa più bella di questa gente è che mi hanno fatto sentire come uno di loro già dalla prima sera. Bello. Cioè sembrava che mi conoscevano da chissà quanti anni, e questa per me è stata una gioia immensa, e stavo come se fossero, cioè Alessandro e sua moglie Paola per me erano come i miei figli, cioè mi sentivo di essere nella mia famiglia proprio, e sono rimasto lì fino al 4 di aprile. Perché poi nel frattempo Giuseppe si era ripreso di questa cosa, che ha avuto un problema alla gamba, si era ripreso, e quindi io mi sentivo, diciamo così, in più, perché ho detto il mio lavoro l'ho finito, e poi c'è stato in quel periodo anche Alessandro che ha perso il lavoro proprio subito dopo le feste, subito dopo le feste di Natale, quindi mi sentivo male, allora ho detto... Capisco. Quindi è ritornato a vivere ma premetto una cosa, che nonostante questo non volevano assolutamente che io andassi via. Mi hanno fatto di tutto per farmi restare, ma io mi ero ormai deciso di andare, e li ringrazio finché veramente ho vita, perché questi non sono amici, per me sono parenti, sono dei parenti, io li tratto da parenti. Mentre avevo la fortuna di conoscere il signor Vito, ho raccolto qualche battuta anche dalle persone che erano lì proprio nel parcheggio di questo supermercato, che si trova insomma in zona Guizza, per far capire, e la fortuna, speriamo insomma, ci ha fatto incontrare la signora Anna. La signora Anna, pensate, della Caritas, successivamente alla mia intervista, sembrerebbe che vediamo un attimo se riusciamo, almeno per i pasti, a ricevere un po' di aiuto. Prego, stava dicendo Vito? No, volevo dire appunto che sabato, così per caso, è passato, si è trovato a passare di lì Marco Paccagnella, che è il presidente Federcontribuenti, e che è il presidente della Federcontribuenti, il quale, quando ha visto la mia situazione, ha preso a cuore questa mia vicenda, e il quale si sono subito messi in moto per farmi trovare sia una soluzione abitativa che lavorativa.
E io vorrei ringraziare tantissimo il presidente Marco Paccagnella per quello che sta facendo, perché ho visto che qualcosa si sta muovendo. Speriamo insomma che o di qui o di là. Allora abbiamo già una signora invece, una signora, sentiamo la signora Franca da Verona. Pronto signora Franca? Pronto? Buonasera signora Franca, lei è una telespettatrice, stava ascoltando la storia del signor Vito Monte, prego a lei la parola. Esatto, senta, capisco quel signore lì cosa sta passando, perché tuttora lo sto passando anch'io. Anche lei nella stessa situazione del signor Monte? Sì, mio marito ha perso il lavoro 5 anni fa. Mio marito ha 52 anni, abbiamo una figlia di 19 che aveva scritto anche una lettera, però non ci ha risposto nessuno. Se vuole gliela posso leggere. Comunque abbiamo dormito in macchina, siamo stati ospitati anche noi da certi amici, però come dice il Signore non è per tanto. Certo, perché dopo ti senti un po' a disagio. Esatto. Sì, guardi, anche a noi una signora del paese di Villa Bartolomea, sempre in provincia di Verona, ci ha dato un appartamentino per 6 mesi. I 6 mesi sono già scaduti e il comune di Minerve non ha fatto assolutamente nulla. Niente. In 3 anni che faccio corse avanti e indietro, che io mi vado a prendere 100 euro alla settimana e con quelli vivo. E praticamente chi mi dà una mano per il mangiare è la Caritas di Legnavo. Che praticamente fra pochi giorni io non ho più casa, non ho più nulla. Signora, ci piange il cuore perché sappiamo bene che purtroppo io tocchi una persona e in Italia ne arrivano purtroppo nella stessa situazione tanti altri. Forse come la posso capisco. capire io, questa persona non la può capire nessuno. Certo, Ecco, immagino. io ho dato voce a voi, se mi ascoltate, e praticamente non so più che cosa fare. Signora, vediamo poi di contattarla successivamente all'intervista che stiamo realizzando. Va bene? State su però, state su, lo so che è duro, è difficile, anzi forse neanche lo so perché non ho questa sfortuna di averlo provato sulla pelle. Guardi, stiamo per perdere la nostra dignità di italiani. Sì. Io non ce la faccio più. Non so se mi sente dalla voce. Sì, signora, si sente e coinvolge anche emotivamente me. È così. Signora, la saluto e l'abbraccio, la contatteremo Grazie. successivamente La saluto, all'intervista, signora, vediamo tanti anche auguri, la se saluto. riusciamo a aiutarla. Un saluto! Grazie. E vedi, a me... Io so che poi scoperchi il vaso di Pandora, io per quello l'ho voluta fortemente qua, per far capire che adesso è periodo elettorale, però ci sono un sacco di italiani che Allora, sono io in questa situazione. Perdonami un secondo, devo lanciare la pubblicità perché noi viviamo di questo, certo. E dopodiché torniamo con le vostre testimonianze se avete piacere, altrimenti comunque noi proseguiamo con la storia del signor Vito Monte e come stavo dicendo poi alleggeriremo anche con un territorio in festa, che stona un pochino, però bisogna anche cercare di trovare l'ottimismo. Vediamo un attimo. A tra poco, quindi lancio la pubblicità. Siamo qui noi.